Amici ed amiche del futsal, buona domenica dalla Pala Enrico Mattei e benvenuti da parte di Matteo Chiuto a Kick-Off femminile Molfetta. È la giornata numero 4 della Serie A femminile di futsal e c'è già gran voglia di correre per entrambe le squadre. È stata estremamente efficace nel fermare questa azione. Adesso la femminile Molfetta con Calei in area di rigore, prova a calciare, ci mette le due mani Pepe. Palla persa qui dalla Kick-Off, poi arriva la femminile Molfetta con il tiro in porta cercato, poi arriva ancora Cabasero, finta di tiro, Cabasero cerca lo spazio che non trova più. Arianna Bovo, 1 contro 1 che vince, Arianna Bovo cerca la conclusione, la palla che resta lì, Coppari a lottare, poi la palla fuori dall'area di rigore, se la cava in qualche modo la femminile Molfetta che adesso può andare anche con la transizione con il pallone per Calais. Borges. Occhio qui a Baldassarri che prova a calciare, altro pallone che va da destra a sinistra, adesso ritorna sulla corsia mancina per l'inserimento e la conclusione cercata da Baldassarri. Di bissare quel successo interno, vuole fare del palla Mattei un portino, qui la conclusione cercata da Coppari, poi la parata, grande occasione neutralizzata da Sciannamea, poi colpo di testa di Enrico in qualche modo libera, può partire il contropiede della femminile Molfetta con il controllo cercato e la conclusione bloccata in due tempi. De Souza 3 gol in questo campionato, gli stessi che ha segnato Baldassarri. Occhio però qui alla riconquista del pallone di Valenzano, finisce però direttamente in fallo laterale. Occhio qui a Arianna Bovo in aria, Arianna Bovo, gran parata di Sciannamea per negare alla capitana delle All Blacks quella che sarebbe stata la rete dell'1-0 che arriva adesso con Gabi De Souza che su azione da calcio piazzato trova il diagonale vincente, avanti la Kick-Off 1-0. Gabi De Souza, Arianna Bovo prova a passare, fa un ottimo lavoro Lunarizzo per mandare in porta Caballero e poi Lunarizzo, Pepe ancora e poi Calais se lo divora. Salta la prima pressione, ottima la transizione qui della femminile Molfetta con la conclusione forte sul primo palo tentata da Lunarizzo. Questo contatto falloso qui, si è fermata Baldassarri, non si è fermata invece la femminile Molfetta con Calais. Arianna Pepe, Cabasero prova il tunnel e le riesce la giocata, occhio all'inserimento in area di rigore, cerca la conclusione e trova un gol meraviglioso che vale il punto dell'1-1. La femminile Molfetta, grande esultanza per le ragazze in maglia rossa. Silenzio, grande chance adesso per la Kick-Off. È pronta Manieri che cerca lo schema con Arianna Bovo che tira in porta, in qualche modo la palla che resta lì. Là fuori, conclusione due volte di Bruna Borges. Se la ritrova lì Sciannamea che poi rilancia per Valenzano. Sicuramente Baldassarri che calcia in porta e sulla linea arriva il salvataggio. Si continua a giocare, poi esce molto bene Lunarizzo, occhio alla ripartenza, Lunarizzo va da Enrico che cerca di calciare, giro dal calcio d'angolo per la calciatrice in maglia Kick-Off e poi il tocco che manda di nuovo avanti la Kick-Off, dovrebbe essere autogol di Enrico. È stato un cross che poi ha trovato la deviazione della capitana della femminile Molfetta che adesso però reagisce subito col gran gol di Calais per il pareggio, immediata la risposta ed è di nuovo 2-2. Qui occhio ancora Enrico che colpisce un altro autopalo, fare il suo secondo autogol, poi Arianna Bovo conquista il pallone, ragiona al limite dell'area, cerca l'imbucata per Bruna Borges. Lunarizzo che riesce a trovare questo pallone ma è brava qui Baldassarri a riprendersi il pallone e poi a concludere con il gol del 3-2, torna avanti per la terza volta in questa partita la Kick-Off. Palla con Minieri che scava questo pallone molto bene per Bruna Borges che lo tocca, stava per beffare Sciannamea, è arrivata a provvidenziare la chiusura di Piccino, poi calcio d'angolo. Enrico non c'è fallo, rimessa della femminile Molfetta che gioca dell'Enne, la finta dell'Enne, calcia in porta
la deviazione poi ancora dell'Ernia, va in verticale, colpo di testa di Enrico che forse è stata anche un po' traumatizzata qui dal colpo ricevuto di testa. Poi Caballero prova a passare, Caballero si ritrova la palla là, servizio per Calè, Caballero sulla linea di porta praticamente, palla che si perde in faro laterale, momento concitato in questo finale con il cross messo fuori da De Sousa, poi dell'Ernia. Termine di questa partita, occhio al pallone al centro, Marianna Pepe non se lo trova, poi dell'Ernia, ma non c'è più tempo, suona la sirena e in qualche modo la kick-off riesce a difendere il 3-2